Ragazzi, è pronto? Non ho fame. Nemmeno io voglio di mangiare qualcosa, non mi sento bene. Non mi fate preoccupare, vi porto subito dal dottore. Signora, i suoi figli hanno fatto un'indigestione da campagna. Fortunatamente non è grave. Le prescrivo subito una cura a base di centro commerciale da prendere almeno una volta a settimana. Ogni volta che piove è sempre la stessa storia, si allaga tutto. Meglio andare dal dottore di bonifica, magari una cura per tutta questa umidità. Questo è un semplicissimo caso di umidità cronica. Ne soffrono sempre più persone. Pensandoci bene, un rimedio ci sarebbe per questo disturbo. Manutenzione dei canali mattino e sera. Avanti, il prossimo! Va tutto bene? Insomma. Prego, si accomodi. La sua patologia è seria. Nelle analisi si notano valori eccessivi di fango e ghiaia. Con queste cose non si scherza. Dovrà seguire una cura ricostituente di pista ciclabile una volta al dì. Mi manca il fiato. Chiamate un dottore. Stai bene? Signori, vi prego, la situazione è grave. Dica PM10. PM10. È tutto chiaro. Lei ha avuto un forte attacco di smog. Per guarire al più presto le consiglio una terapia a base di aria pulita. If you could ever find one piece of open mind, but it just don't happen all the time. 2 years have come and gone, so don't come back with open arms and put me through another lie.
That you and I were building castles in the sky. In every waking moment I would sit and wonder why the ice in your veins won't melt. It made me realize that I won't get to see you tonight.